Inutile parlare di digitalizzazione, di impresa 4.0, di internet delle cose e di sfida globale. L'Italia resta fanalino di coda in Europa nell'implementazione della banda larga e le imprese ne vengono di conseguenza sempre più penalizzate. L'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato non si tiene più e attacca il governo, quello attuale ma anche quelli precedenti. La cosa assurda è che questa volta abbiamo tutti i soldi per farla, abbiamo fatto gli accordi con tutti i comuni del Veneto, abbiamo fatto gli accordi con tutte le istituzioni interessate da questo, non costa nulla ai comuni e noi siamo in grado di portare la banda ultralarga in tutte le aree bianche del Veneto, cioè quelle a fallimento di impresa dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare banda ultralarga. È incomprensibile il ritardo dello Stato nell'esecuzione dei lavori. Tutto è pronto, i comuni hanno fatto la loro parte, gli enti pure, ma nulla si muove e proprio le regioni a maggior vocazione produttiva, Lombardia e Veneto, si trovano duramente penalizzate. Non si capisce mai chi è il colpevole, non si capisce mai quale sia la testa e la coda, però un governo serio che ama l'impresa deve assumersi le responsabilità di fare cose che servono alle imprese.